Tamponi a singhiozzo nell'area dello Ionio Cosentino. L'Adenosina vince sul Covid, al GOM di Reggio guariti 13 pazienti. In Calabria 759 guariti dal coronavirus rispetto a ieri, un caso in più. Ordinanza del sindaco di Cosenza che impone alla ditta di completare il parco urbano. Soverato riapre il mercato, acquisti tra controlli e regole. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la vicenda tamponi continua a tenere banco nell'area dello Ionio Cosentino, test a singhiozzo. Ne abbiamo parlato con il responsabile del settore igiene e sanità pubblica dell'ASP per la sibaritide. Il responsabile del settore igiene e sanità pubblica dell'ASP per la sibaritide, Martino Rizzo, lamenta lo stop ai tamponi tra il 6 e il 12 maggio, poi qualche giornata di lavoro e un nuovo stop ai prelievi tra scioperi degli infermieri, carenza di reagenti e priorità a chi rientra da fuori regione. Abbiamo avuto un'interruzione dal 6 maggio, poi ho forzato un po' le cose e il 13 maggio abbiamo fatto dei tamponi che sono stati regolarmente processati, però purtroppo la concomitanza con i rientri e con quindi i tamponi dei rientri ci ha impedito di andare oltre, per cui abbiamo ripreso l'attività per un paio di giorni, il 16, il 17 maggio, e da allora siamo nuovamente fermi. Intanto diversi soggetti sintomatici attendono di essere sottoposti al tampone, come tanti che, finito il periodo di isolamento, vorrebbero sapere se sono guariti o meno. Il sistema di processamento dei tamponi è un imbuto, per cui non riesce a soddisfare le esigenze del territorio, perché noi abbiamo un solo laboratorio, che è quello di Cosenza, che riesce a fare un certo numero di tamponi. Oltre quello non può andare, non può umanamente andare, nonostante gli sforzi che facciano. Per cui è chiaro che se noi abbiamo bisogno di questo sistema per monitorare la situazione, questo sistema deve essere sempre efficiente e deve garantirci risposte in qualsiasi momento. È un po' di tempo che non riusciamo a dare continuità alla nostra attività, che ritengo sia un'attività importante per il monitoraggio della situazione. Quindi non vorrei che, dopo che abbiamo fatto tanti sacrifici da parte un po' di tutti, molta improvvisazione, molta buona volontà, però in qualche maniera siamo riusciti a controllare la situazione. Non vorrei che adesso, per dei problemi che ci possono essere, ma che possono essere risolti facilmente, dovessimo andare incontro a una recrudescenza del fenomeno del Covid-19, in aggiunta al fatto che forse le misure di distanziamento le stiamo abbandonando troppo velocemente, e questo non va bene. Al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria 13 pazienti affetti dal coronavirus sono guariti grazie all'adenosina. Dal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva una terapia sperimentale per la cura del Covid, l'intuizione del primario di oncologia del GOM Pierpaolo Correale, 13 i pazienti guariti. Noi con un gruppo, non io da solo, perché ho fatto il prodotto razionale scientifico, ma qui ci sono con me gli anestesisti, il dottor Magheta e il dottor Caracciolo, che hanno realizzato invece in pratica la situazione sul campo e sui pazienti, soprattutto hanno ideato la tecnica di somministrazione. Siccome sappiamo che il virus del Covid determina un danno polmonare acuto, quindi praticamente determina l'attivazione di processi che non si fermano più da soli, e voi vedete che stanno testando interleuchina 6, tutta una serie di farmaci inibitori, ma non si ha questo successo aspettato. Noi abbiamo pensato di usare il meccanismo con cui naturalmente si spegne l'infezione, l'infiammazione. Questo meccanismo prevede prima un aumento dell'ATP che produce il primo messaggio, poi normalmente questo ATP viene degradato e si trasforma in una sostanza naturale che si chiama adenosina, che spegne tutto e dice anche al tessuto di ripararsi. Bene, purtroppo in condizioni normali, con pazienti con l'infiammazione acuta polmonare, noi siamo costretti a dare l'ossigeno, e questo ossigeno mette in neutralizza tutti i meccanismi legati all'adenosina, e quindi il paziente, se non guarisce da solo, purtroppo muore. E
Quindi noi abbiamo pensato semplicemente di dare dall'esterno, in aerosol, dei farmaci che sono in grado di andare a stimolare gli stessi recettori stimolati dall'adenosina e quindi mimare quello che succede esattamente nell'infiammazione normale. E apparentemente questa cosa sembra aver funzionato, in quanto i nostri pazienti hanno avuto un rapidissimo recupero entro 120 ore, sia sulla funzione respiratoria sia sull'inquadramento TAC, e la cosa più carina è che poi abbiamo osservato una successiva scomparsa del virus, quindi praticamente abbiamo permesso all'organismo di rimettersi in sesto. Ora abbiamo un razionale molto solido per fare uno studio, e uno studio che sarà multicentrico, includerà altri centri nazionali, speriamo anche internazionali, per confermare questa terapia. Se così fosse, abbiamo in mano un risultato molto importante, perché potrebbe cambiare veramente la storia di questa malattia. Adesso il consueto aggiornamento sul coronavirus con il bollettino della Regione. In Calabria da ieri un nuovo caso in più. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 58.588 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.157, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 57.431. I dati contenuti nel bollettino della Regione Calabria. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 34 pazienti in reparto, 1 in rianimazione, 19 in isolamento domiciliare, 130 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 5 in reparto, 163 in isolamento domiciliare, 266 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 6 in reparto, 44 in isolamento domiciliare, 206 guariti e 18 deceduti. A Crotone 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 95 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 14 in isolamento domiciliare, 62 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.215, così distribuiti: 1.970 a Cosenza, 2.748 a Crotone, 2.690 a Catanzaro, 529 a Vibo Valentia e 2.278 a Reggio Calabria. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono più 232. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono più 138, per un totale di 370. Il Parco del Benessere a Cosenza deve essere completato entro settembre. È il contenuto dell'ordinanza del sindaco Mario Occhiuto, che chiede alla Regione di vigilare. Noi siamo andati a vedere lo stato dei lavori. Siamo dinanzi al parco urbano, il Parco del Benessere, lavori in corso, lo vedete, così è scritto sulla rete arancione che delimita il cantiere, quindi il cantiere è aperto, ma all'interno noi non vediamo né operai al lavoro né mezzi attivi e operativi all'interno. Il sindaco Occhiuto ha emanato questa ordinanza in cui ordina di consegnare le opere finite e quelle in completamento, quindi il completamento del parco urbano, e chiede anche alla Regione di vigilare affinché tutto proceda in modo molto veloce. L'idea è quella, secondo il sindaco, di garantire ai cittadini un'area in cui garantire il distanziamento sociale secondo quanto previsto dalle normative in tempo di pandemia, fissate anche delle fasi, degli step. La prima fase entro il 29 maggio 2020 con la consegna delle aree comprese nella fascia ovest del parco urbano, comprendenti le piste ciclabili, i percorsi pedonali e le aree verdi. La seconda fase entro il 15 giugno 2020 con il potenziamento dei corpi illuminanti, li potete anche vedere i corpi illuminanti. Poi la fase 3
Dopodiché, entro il 4 settembre 2020, nell'ambito delle somme già finanziate per il parco urbano, della completa area della piazza del lato dei Due Fiumi, esattamente dove ci troviamo noi, che prevede anche una fontana a pavimento con giochi d'acqua, quindi si chiede il completamento di queste opere entro appunto settembre. Accanto al parco urbano c'è l'altro cantiere, quello che avrebbe dovuto prendere vita. C'è anche un cartellone che ci racconta dell'opera che doveva essere un'opera storica. Vedete, c'è proprio scritto Por Calabria ed è il sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza e Rende Università della Calabria. C'è anche l'importo, 95 milioni di euro, i lavori consegnati, vedete, il 29/8/2018, ma secondo quanto sappiamo dalla Commissione europea, probabilmente della metropolitana resterà solo questo cartello, perché non si farà. Questione rifiuti adesso, con la denuncia del vice sindaco di Reggio Calabria che dice nulla è cambiato dopo l'incontro alla regione. Emergenza rifiuti superata a Reggio Calabria, niente affatto. Il vice sindaco Armando Neri denuncia camion bloccati, zero spazio in discarica. Tutto quello che ci hanno detto ieri alla Regione Calabria puntualmente stamattina non si è verificato. I maggiori spazi in discarica? Bene, abbiamo fatto partire 2 camion stamattina verso la discarica di Celico e quello che sappiamo è che sono fermi lì e non li stanno facendo scaricare. Anzi, alcuni ci dicono che siano tornati indietro, perché purtroppo il problema è che non riusciamo ad avere un'interlocuzione con la Regione che ci dica veramente cosa ne è stato fatto in una notte delle promesse ottenute ieri da noi, dagli altri sindaci metropolitani, che hanno un problema serio, cioè cacciare la spazzatura dalle strade e dalle case dei propri cittadini. Speravamo almeno che potessimo ottenere risposte dalla Regione Calabria per quanto riguarda l'ennesima promessa che c'era stata fatta, e cioè che stamattina potevamo iniziare a portare la nostra spazzatura in Puglia. Bene, abbiamo provato a chiamare la Regione, abbiamo provato a chiamare la Regione Puglia, nessun tipo di risposte. E noi avevamo organizzato i servizi per stamattina, lo abbiamo fatto stanotte, al ritorno da Catanzaro, perché non vogliamo che neanche per un secondo continui ad esserci questo problema. Nulla di quello che c'è stato promesso ieri dalla Regione Calabria è stato realizzato. Nulla si è concretizzato. Ancora oggi saremo costretti a tenerci la spazzatura sotto casa e per le strade, con la puzza, con gli incendi, con problemi di salute, con problemi di sicurezza e ordine pubblico. Questa è la situazione. Quindi o non si è capito che è un problema che non può ancora durare neanche un secondo, oppure qualcuno ci sta prendendo in giro. Servono idee e proposte per le scuole che a settembre si spera riapriranno le porte agli alunni. Un architetto cosentino propone una soluzione per consentire ai bambini di seguire le lezioni in sicurezza. Riaprire le scuole a settembre, ma come? Con quali modalità? Sarà una delle decisioni da prendere in estate tra le più delicate, immaginando diversi scenari e mettendo in conto la presenza del virus o la possibilità che ritorni. L'architetto Francesco De Marco ha studiato una soluzione che potrebbe rendere più sicuro il rientro in classe per bambini e docenti. La disposizione della classe dovrebbe essere in questo senso, dove ogni bambino è distanziato da dei fogli di plexiglass uno dall'altro e comunque sono a contatto visivo, che è molto importante anche a livello psicologico dei bambini, uno con l'altro. Sulla parte dei banchetti viene inserito diciamo una distanza di 50-60 cm di legno plastificato, di modo che la maestra che va sul davanti non si può avvicinare più di tanto al bambino, con un costo minimo, perché questo costa pochissimo. Diciamo che tutto il progetto è stato realizzato nel massimo dell'economia. Una buona idea: banchi personalizzati divisi da barriere di plexiglass e distanziati anche sul lato anteriore, e poi mascherine o una speciale visiera a prova di bambino. Che non è un plexiglass, perché il plexiglass è pericolosissimo. Quanto costerebbe questo cappello con visiera? Ma questa non supera i
diciamo massimi 15 euro completo. Vedremo se l'idea Made in Cosenza avrà successo. Certo, qualcosa bisognerà studiare per tutelare la salute nelle scuole italiane. Presentato all'Ocri dall'assessore Orso Marso il provvedimento della Regione Riparti Calabria. Riparti Calabria, il provvedimento deciso dalla Regione per aiutare il mondo del lavoro e dell'imprenditoria in piena emergenza Covid, è stato presentato ieri all'Ocri dall'assessore regionale Fausto Orso Marso. Nella sala teatro del Palazzo della Cultura, intitolata a Riccardo Misasi, l'esponente del governo ha illustrato alla platea, composta a rigore di distanziamento sociale, i diversi passaggi che hanno portato a Riparti Calabria. Orso Marso non ha esaltato il provvedimento in quanto tale, ma certamente ha inteso richiamare l'attenzione sullo sforzo prodotto dall'esecutivo e sulla tempestività dell'azione. Ricordiamo che i 120 milioni sono distribuiti attraverso due percorsi, uno che prevede appunto la distribuzione di 80 milioni per ex dipendenti con somme erogabili che vanno da 250.000 a 350.000 euro da destinare a più gruppi di lavoratori rimasti disoccupati. Il secondo, con il quale saranno gestiti i rimanenti 40 milioni che saranno spalmati tra le imprese rimaste bloccate dall'emergenza Covid-19 con contributi singoli di 20.000 euro. L'assessore Orso Marso ha puntato molto l'accento sulla facilità burocratica prevista per la domanda di contributo, elemento di assoluta importanza che richiede tuttavia il rigoroso rispetto delle poche procedure richieste. L'esponente di Fratelli d'Italia ha anche chiarito che probabilmente, anzi certamente servirebbero più soldi, ma che questo provvedimento rappresenta un impegno concreto e produttivo. Intenso il confronto con gli imprenditori in platea, da dove sono partite domande anche con spunti critici, in un contesto dialettico comunque utile e ben augurante per il territorio locrideo, inserito come priorità nell'agenda della Presidente Santelli. Giornata storica per il Banco Alimentare Calabrese. Nella sede di Montalto Fughe è arrivato un tir con un carico di pasta acquistato grazie alle donazioni giunte nel periodo di lockdown. Quello che entra nel piazzale della sede del Banco Alimentare non è un tir qualsiasi. Per la prima volta nella storia della fondazione, che opera dal 1996, è arrivato un carico di pasta acquistato con i fondi raccolti attraverso la piattaforma GoFundMe e le donazioni dei cittadini. 22.000 kg di pasta provenienti da un'azienda di Caserta del valore di 16.000 euro sui 30.000 raccolti. Siamo un po' in ritardo con le consegne, per cui abbiamo anticipato così, dando della pasta che poi chiaramente si va ad aggiungere agli altri prodotti che già ci sono. Una parte del carico è stato immediatamente inviato alla sede di Catanzaro, dove verrà distribuito alle circa 75 associazioni servite in città e provincia. Il coronavirus ha accentuato il bisogno delle famiglie calabresi. Il numero delle persone che trovano sostegno nel banco è in costante crescita. Manca un conteggio preciso ancora, grosso modo comunque si arriverà sicuramente a superare purtroppo le 150.000 famiglie. Un accenno soltanto al milione di euro stanziato dalla Regione. Siamo già al lavoro con il Dipartimento Agricoltura, siamo in attesa che venga pubblicato sul bollettino ufficiale, però abbiamo già preso contatti anche con la Conferenza Episcopale della Calabria proprio per collaborare con le diocesi della Calabria, a fare in modo che anche sia l'individuazione dei prodotti ma anche la loro distribuzione possa arrivare alle famiglie che hanno più bisogno. A Soverato, primo step verso la normalità, ha riaperto il mercato settimanale. Primo giorno di riapertura a Soverato per il mercato settimanale, distanziamento sociale, guanti e mascherine, sia gli ambulanti che i cittadini rispettano le regole. La fase 2 su cui vigila il municipio, che ha deciso di procedere per step dopo una riunione. In una prima fase solo con i titolari di posteggio, cercando di, abbiamo chiesto ai cosiddetti spuntisti di fare un passo indietro e cercare di venirci incontro affinché si possa riniziare pian piano. Sicuramente nelle prossime settimane saranno presenti anche gli spuntisti, quindi un mercato più completo o comunque completo al 100%. Ottimismo tra i commercianti dopo le settimane di lockdown. Con le restrizioni abbiamo tutto il sistema organizzato per i controlli. Considerato il fatto che con il fatto del Covid-19 anzi stiamo andando avanti. È una nuova ripartenza anche qui come gli altri mercati, speriamo che la cosa vada
a migliorare. Si riparte, dai, basta che uno ha lo spirito di volontà, si supera tutto. E i prezzi sono aumentati? Guardi, al mercato devo dire la verità, sono sempre gli stessi, non trovo rincari sinceramente. Alla frutta si vedono aumenti in proporzione al primo, qua è com'era? Frutta e verdura. La città del Catanzarese sperimenta il lento ritorno alla normalità. Evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Crotonese, sequestrati beni per 3 milioni di euro. Non fatturavano i pranzi di nozze e le buste con cui di solito i novelli sposi pagavano il banchetto diventavano reddito in nero per le società che sulla costa crotonese operavano nel settore turistico alberghiero. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Crotone, che ha eseguito un sequestro preventivo di beni per quasi 3 milioni di euro tra quote societarie di strutture alberghiere, denaro contante, conti correnti postali e bancari. 8 le persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale. I provvedimenti sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. 2 strutture dedicate all'organizzazione di grandi eventi e cerimonie sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La decisione di apporre i sigilli alle sale scaturisce dall'attività investigativa e da verifiche fiscali effettuati dalle Fiamme Gialle nel 2019, dalla quale emerge l'evasione fiscale per oltre 3 milioni di euro. L'associazione, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, utilizzava il metodo della sottofatturazione dei corrispettivi ricevuti per l'attività di ristorazione fornita in occasione dei grandi eventi. Durante le indagini, trovata nascosta nell'infermeria di una struttura alberghiera una doppia contabilità parallela a quella ufficiale. In particolare i finanzieri hanno avuto modo di appurare che lo chef della struttura teneva una sua rendicontazione privata degli eventi con tanto di data e allo stesso veniva riconosciuto un compenso extra pari ad 1,50 euro per ognuno dei 127.000 ospiti dell'albergo, compensi a conti fatti stellari. Un bunker è stato scoperto dai carabinieri nella Locrida. Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre rinvenuto una pistola occultata in un tubo di plastica. Un bunker è stato scoperto dai carabinieri del gruppo Locri nel contesto di un'attività di controllo predisposta per prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti e armi. Nel corso di una delle tante perquisizioni domiciliari, i militari della compagnia di Locri e i loro colleghi dello squadrone cacciatori di Calabria hanno trovato un locale adibito appunto a bunker. I militari hanno potuto anche capire come fosse stato costruito. Era costituito da un vano realizzato nel sottotetto dell'abitazione di un quarantenne del posto. Al vano si accedeva attraverso 2 botole murate, una delle quali era stata ricavata dal retro di una credenza. Il locale era dotato anche di una presa d'aria ottenuta dalla finta cappa di aspirazione della cucina. Nello stesso servizio di controllo territoriale, ma in una zona demaniale, esattamente in località Quarantena, i carabinieri hanno trovato, abilmente occultata in un tubo di plastica, una pistola modello Glock. Inoltre hanno rinvenuto 600 cartucce di diverso calibro, 2 kg di polvere da sparo, 35 metri di miccia a lenta combustione. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, tempo in deciso miglioramento nelle prossime ore grazie al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti, domani mari quasi calmi o poco mossi con venti deboli dei quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.